Del primo giorno di Strangius abbiamo un graditissimo ritorno a Serramanna, il nostro Gerardo Piras, che verrà coordinato, chiacchiererà insieme a zio Marino Carcangio. Buon proseguimento. Grazie. Grazie Guido. Guido mi ha definito zio con la pronuncia sbagliata, perché mi ha definito zio, invece sono zio. In sardo ci sono due modi di pronunciare la stessa parola. Zia, che significa, o zio, che significa il fratello o la sorella di mia madre e di mio padre, e zia, o zio, che significa una persona cara che però non è legata a noi da rapporti di parentela. Gerardo, io forse è l'unico tratto biografico di cui parlerò, poi di autobiografia parlerà lui. Questo è il quarto festival della letteratura autobiografica, e io credo che l'autobiografia di Gerardo sia quella che fa Gerardo, non quella che scrive, perché di autobiografia in questo libro che presentiamo oggi ce n'è poca, ma l'unico cenno biografico che farò di Gerardo stasera è quando lui dice che è stato fulminato, proprio una fulminazione. Ho pensato a Paolo di Tarso sulla via di Damasco. Lui è stato fulminato e gli si è aperto un universo mondo, che è quello della panificazione, quando ha incontrato zia Maria. Zia Maria, che allora aveva 82 anni, se non sbaglio, e ora ne ha 102. No, è morta, le notizie non sono arrivate. E quindi l'incontro con zia Maria gli ha fatto scoprire il mondo del pane. Il pane che, per quanto possiamo banalizzarlo, perché oggi purtroppo il pane è banalizzato perché ce l'abbiamo tutti i giorni, ne abbiamo di 100.000 tipi, costa pochissimo, considerando il valore intrinseco e il valore reale che ha il pane. E invece il pane è fondamentale, cioè direi che il pane è forse l'elemento identitario dell'umanità, di tutta l'umanità. Quando noi vogliamo rappresentare, vogliamo definire una persona buona, naturalmente, spontaneamente buona, la definiamo buono come il pane, non lo definiamo buono come l'aragosta, o buono come gli anguilli, o buono come il maialetto, lo definiamo buono come il pane, perché il pane è la cosa più buona che esista. Il pane come elemento identitario. Noi Serramanna, così come il paese di nascita e di provenienza di Gerardo, che è Senorbì, siamo paesi accomunati da una tradizione agricola simile. Senorbì era queste grandiose distese di grano che a maggio, primi di giugno, sembrano proprio dei paesaggi meravigliosi, sono dei paesaggi meravigliosi. Serramanna pure, che ha una grande tradizione cerealicola. Il pane come elemento identitario. Serramanna abbiamo un artista che è presente qui stasera, Antonio Ledda, che ha regalato alla popolazione di Serramanna questa sua opera che appunto rappresenta il grano e il pane, Sulocoi, le spighe di grano in acciaio e Sulocoi in terracotta. Quindi niente più del pane ci rappresenta, niente più del pane ci identifica, niente più del pane, io dico, ci accomuna, salvo purtroppo quelle situazioni citate da Stefano rispetto al fatto che il cibo oggi è anche uno strumento di dominio, di ricatto, di coercizione, di sfruttamento, però noi oggi vogliamo parlare di pane in senso buono, così come è il pane. Quindi do la parola a Gerardo, che lascerò andare a ruota libera, se no
per qualche piccolo spunto che mi verrà magari lo interromperò e gli chiederò qualcosa o magari leggerò 2 righe un po' più tardi. Quindi passo la parola a Gerardo. È operativo, sì. Come iniziare? Forse dal titolo del primo libro, Salute, Trigo a tuttos. Quindi, quale migliore augurio? Quello di augurare la salute, non avere malattie, e su Trigo di avere sempre qualcosa da mangiare. Come risponde l'ospite? Con un tappo di otico, con tappo di sughero. Ma cosa significa questo tappo di sughero? Negli ultimi 50-70 anni abbiamo un po' travisato questo significato, poi frequentando le donnine del pane, poi le raccontiamo meglio, allora vai a scoprire alcuni significati, alcune particolarità, alcune cose che hai dato per scontato, sbagliando forse nell'interpretazione. Tappo di otico era quel tappo che serviva di sughero per tappare quel foro che era presente nel solaio, dove sopra si tenevano conservate tutte le granaglie, cereali e legumi per la provvista di tutto l'anno. Se era necessario utilizzare quel tappo per tappare quel foro che serviva per riprendere le provviste durante tutto l'anno, oinaga su stati volia prima. Vuol dire che la piccola famiglia contadina aveva la scorta alimentare per tutto l'anno. E allora un ottimo augurio, perché il terrore delle piccole famiglie era quello di non riuscire a superare i sfradi longos. I sfradi longos che nei Vonti sono i 3 mesi finali prima del nuovo raccolto, maggio, giugno e luglio. E quando mancava il pane in quel periodo, i genitori cosa dovevano fare? Dovevano andare a elemosinare quel poco di grano alla famiglia benestante del paese e ricambiare con lavoro, con soldi a prezzi usuranti. Quindi era necessario avere quella scorta alimentare. Gerardo Piras, Senorbi, è stato accennato prima, sin da ragazzino. Il nostro compito, 3 figli maschi, nel mondo della panificazione furiada, aggirai questa manovella dell'in po' ciuesci. Mamma e babbo si alzavano presto, a una certa ora, Gerardo, Michele e Ruggero, vi volete alzare per un po'? No, picciochetto, svesa i zinghi, è ora di giuegi. Quindi, immaginate, una volta alla settimana, ore, 2 ore, girando questa manovella, si è ridotto su Daus, e quindi potete immaginare la passione cos'era per il pane. A su Strauss de gusto traballo, e basta, non ne ho visti se manco contenti. E quindi questo è stato l'approccio alla panificazione, sino a quando? Sino ai 25-27 anni. E vai a conoscere questa avvenimento, zia Maria, in quel periodo era a Nurri, conosco questa donnina, 80, hai detto bene, aveva 82, 84 anni, non ricordo bene, che ti fa vedere il pane da un altro punto di vista. Ti fa conoscere tutta una serie di ritualità religiose e non religiose e pagane, legate al mondo del grano e del pane. Un giorno, quando siamo entrati in confidenza, perché ce n'è voluto, Navi Ciocchino, poi zia Maria ti vado a regalo. Mi diedi con una cicaretta e questa vasta agedata dentro e la croce sopra, sul frammento. Si avvarrò e ce la buca aperta. Trattato come il miglior tesoro di questo mondo, custodito in... Tenete presente questa fentanasa, non sono finestre, sono sportelli a muro, nel suo muro dove un stampo e ci sono queste 2 ante, una specie di armadietto custodito lì.
dato questo lievito, questo fermento, questa pasta inacidita. Il trucco, ha detto, il trucco di questa pasta è ad arremissi, cioè il trucco di quel lievito per mantenerlo in vita è quello di rigenerarlo. Una volta al giorno, una volta alla settimana, una volta al mese, però più lo rigeneri, più avrai un lievito, più manterrai un lievito vivo. Questa cosa di arremissi poi l'ho trovato in altre modi di dire. Poi torno a dire, babbo, mi dire, doca da arremissi saingia. Arremissi saingia. E tornai. Cioè, avevo un'idea del significato, vuol dire che c'era una vigna, qualche ceppo è andato a male per o coloratura o si è ammalato, si è seccato, quindi bisognava rigenerare quel vigneto, ripristinare quel vigneto. Arremissi sul livario, arremissi saingia, arremissi su Vremento. Il titolo del libro che abbiamo, che racconteremo in 2 parole, è proprio questo, missi e arremissi. Missi, e c'è il sottotitolo generare, fare, creare un impasto da zero. Impiantare, tornando al vigneto, impiantare un vigneto. Arremissi, rigenerare l'impasto, quindi rigenerare il pezzo di pasta, o nel caso del vigneto, tornando al vigneto, rigenerandolo e ripristinando qualche pianta, qualche alberello malato. E questo è il titolo del secondo libro. Un libro che dedica circa 30 pagine al mondo fantastico del lievito madre. E poi scopri che ci sono tanti e tanti modi diversi del vai sovrammento. Posso utilizzare nell'ultima foto, nell'ultima pagina, guardate, c'è un'infiorescenza. No, l'altra. Poi sfogliarsi, sono un po' troppo emozionato. Non so se si legge. Un'infiorescenza di cardo e durante le varie interviste conoscesi questa femmina eravamo nella zona del Sulcis. Da un mese mi faccio sovramento di questo cardo, cioè scopri che per creare un lievito da zero questa donnina cosa faceva? Tagliava l'infiorescenza, lo lavava sotto acqua corrente e poi lo metteva a macerare nell'acqua normale. Dopo poche ore quest'acqua si rapprende, diventa un po' densa, ne bastano poche gocce per avviare un piccolo impasto e quindi creava un lievito da zero. Conosci altre persone che creano il lievito da zero anche da altre cose? Un panettiere di Nuraminis, Valerio Ligas, mi ha insegnato la tecnica di creare un lievito da zero con la crusca. Ed è un lievito potentissimo. Ci sono persone che creano lievito da zero con il polline, quelle palline colorate che si formano all'interno dell'alveare. Oppure ci sono altre tecniche per creare il lievito da zero dall'aceto. Tanti modi diversi. Per arrivare a dire cosa? Che nella nostra cultura, nel nostro mondo, ci sono tantissime tecniche, sono tutte giuste, tutte belle, tutte fantastiche da scoprire. Alcune di queste sono state trasferite nel libro. Ci sono, per esempio, delle tecniche un po' più moderne. In un periodo della nostra vita mia figlia Viola ha avuto problemi, per esempio, di intolleranza al glutine. Quindi ho trasferito una tecnica per creare il lievito, per esempio, da sfarinati senza glutine. E si può fare un pane
anche con i sfarinati senza il glutine, compreso anche il lievito madre. Per il mondo di creare un lievito da zero non era padronanza di tutte le donne dei nostri tempi. E zia Maria diceva, boh, che sul frammento mio non funziona pruso, non c'è da pruso, anda che si avvicina, magari. Oppure ti pregonto a Sadalli. Ma zia Maria, chi non c'è si avvicina, non c'è Sadalli, e come si può fare? Lei non mi ha mai saputo rispondere. Ha detto, ci voleva una femminetta che riuscivi a fare, però non ha mai scoviato. La padronanza di creare un lievito da zero era competenza solo di alcune donne del paese, non a caso di quelle donne che avevano diciamo l'abilità anche in altre cose, in altre mecinas, no? E quindi talmente povere si arrangiano a fare questa cosa pure in cambio di un bottiglione di olio, un bottiglione di vino, un vaniceto, e quindi sopravvivevano in questo modo. Quindi la tradizione legata al mondo del lievito in un certo periodo della nostra vita forse è andata un po' a perdere. È stata, anche se è rimasta, la si utilizzava, però con tutte le tecniche, per esempio un esempio citato, una tecnica di creare il lievito da zero che è il liccoli, no? Il liccoli, un lievito in cottura liquido, è il classico lievito che non è a panetto solido, ma ha una consistenza un po' più liquida e viene conservata all'interno di un barattolo di vetro. È gestito in questo modo. Quella tecnica è una tecnica tradizionale, non è legata propriamente alla nostra cultura, però utilizzata spesso anche per fare grandi lievitati, tipo panettoni, perché ha una forza esplosiva incredibile. Quindi il mondo delle ricette raccontate, il mondo della lievitazione, il mondo di raccontare per esempio un processo di lievitazione utilizza per molti versi la tradizione, ma anche informazioni un po' più moderne. Proprio a questo proposito volevo dire che in Missi e Rimissi Gerardo ci racconta un pochino come creare il lievito, ci dà anche diciamo così, i fondamentali teorici e quindi scientifici della creazione del lievito madre, della pasta madre più che del lievito madre. Però sarà perché io ce l'ho, veramente mia moglie ce l'ha da 11 anni il lievito madre, si chiama Cucuretto, mia moglie si chiama Cucuretto. Ci ha fatto piacere regalarlo anche a tante persone, tra cui un ragazzo di 30 anni che si è appassionato, oggi non c'è perché è andato a trovare una sua amica a Cuneo. Mi fa piacere che il lievito, la pasta madre, così come ci racconta Gerardo e così come nella tradizione, venga regalato, venga fatto dono, facendo dono non solo di un qualcosa di materiale, ma anche un qualcosa di spirituale. E qui mi viene da pensare che il lievito si possa raccontare in modo scientifico, però mi sembra una magia, mi sembra proprio una magia, vederlo nascere, crescere e appunto arrimissai d'ogni adredisi, d'ogni gira, d'ogni non pruso d'ogni gira, d'arrimissili, è un qualcosa di veramente magico, legato anche a tutti i riti che venivano fatti dalle donne. Gerardo forse gli è stata concessa questo privilegio, lui uomo,
di manovrare la pasta madre, perché la cura della pasta madre era riservata principalmente alle donne. Poi è chiaro che con l'avvento anche della panificazione prima artigianale poi industriale, è chiaro che essendo il lavoro del panettiere un lavoro duro, veniva fatto per lo più dagli uomini. Però rimane sempre, poco fa quando parlavamo di Maria, o Martino o Zia Maria hanno citato Zia Maria Goncasa. Zia Maria Goncasa, che era una cugina di mia mamma, la moglie di uno dei primi panettieri di Serramanna, Zio Dario Puzzolo, che nel 1947 mise su il primo forno per vendere il pane, perché prima il pane sì, si vendeva anche nelle case di chi lo produceva in proprio, una parte lo vendeva anche, ma il forno di Zio Dario, insieme ad altri 3 forni dei fratelli Zurro e di Mura, nell'immediato dopoguerra, quando si smise quasi a pianificare in casa, vennero realizzati i forni. E Zia Maria Goncasa aiutava Zio Dario a fare il pane, e il pane veniva cotto ancora nel forno a legna. Zio Dario fece il forno alimentato a gasolio nel 54-55, quando fece 13 al Totocalcio. E allora, sì, è storia. E allora realizzò il forno. Quindi Gerardo ha avuto questo privilegio di entrare a contatto qui immagina, se inteso come magia, la magia della pasta madre e del pane. Poi Gerardo, contrario a me, io qui ho un volume, ne ho qualcun altro anche, questo è della Alberto Mario Cirese, Enrica De Litara, Chiarella Rappalo, Giulian Gioni, che sono gli antropologi culturali che hanno fondato l'antropologia culturale in Sardegna. De Litara è la curatrice della sezione pane del Museo Etnografico di Nuoro. Quindi sono persone che hanno studiato. Gerardo anche ha studiato, però ha messo le mani in pasta. Gerardo è uno che ci mette le mani in pasta, panifica. Se andate su YouTube troverete tanti video, adesso li chiamano tutorial, di Gerardo, che illustra dalla fase iniziale della creazione del lievito madre fino alla panificazione di diversi tipi di pane. Ci racconta qualcosa, Gerardo? Mi allaccio all'aspetto magico del lievito madre. La pagnottella del lievito madre è l'unica pagnottella di quella forma che poteva ricevere l'incisione o il segno a croce anche con il coltello, perché le pagnottelle nella nostra cultura non andavano incise prima della cottura. L'incisione è riservata al mondo dei sugokoi, dei pani delle feste, dei pani della domenica. Questa pagnottella era quella, proprio perché era considerata forse la parte vitale dell'impasto, allora andava protetta, andava venerata con il segno della croce, con spesso incisa il segno della croce. Il segno della croce che veniva intesa con 3 significati principali. Uno sicuramente l'auspicio religioso, l'altro è quello di poter verificare in ogni momento, senza andare in guardia prabhuddhai, questa vasta, sì, l'apertura, giusto, la screpolatura. E in base alla screpolatura la donna sapeva in che fase la pagnotta si trovava, quanto mancava per esempio per l'utilizzo in panificazione, in che stato vitale era la pagnotta, se stava lievitando bene o era troppo veloce o troppo lenta, e quindi aveva necessità di un po' più di calore per accelerare la fase di fermentazione. L'altro aspetto, che poi si è scoperto un po' più tardi, è quello proprio di intagliare leggermente la crosta superficiale e favorire la respirazione della pagnotta e quindi l'ossigenazione, quindi la lavorazione di quei microrganismi. Ma il nostro sfeminetto zabago sciente dei microrganismi, dei lieviti, dei batteri, microflora selvaggia. Ecco perché era venerata.
Questa cosa via da Jedi umani e quindi andava protetto, andava custodito. Ecco questo valore particolare del lievito madre. Ho avuto sì la fortuna di essere accolto in questo fantastico mondo femminile. E poi quando hai scoperto, io in casa non l'avevo mai conosciuto il discorso del pane cerimoniale, il pane per ogni ricorrenza, il pane delle feste. E questo mi ha affascinato un qualcosa di incredibile. E ci sono voluti anni a comprendere commenti vintagli un Gokoi. Perché? Perché su Gokoi Bintao vanno decorati e vanno lavorati al contrario. Bisogna fare la pasta, bisogna fare che sia da ameba o a cavolo, le forme principali dei pani cerimoniali partono da queste due forme, o a mela o a pisci, forma raccolta o forma allungata. Si prepara la pasta, si sceglie la parte più liscia, più vellutata e la si lascia appoggiata al tavolo. Si iniziano i primi tagli e poi si capovolge la pasta e si continuano i tagli. Quindi l'idea di immaginare la pasta capovolta, decorata e con i tagli da realizzare prima di infornare era un qualcosa che non riuscivo a comprendere. E c'è stata un bel po' di esperienza e un bel po' di attività da realizzare. Pani cerimoniali per ogni occasione. Nel 1990, Simone, quando nasce? 97, il mio primo figlio maschio, era tradizione in certe culture preparare dei pani per il compleanno del primo figlio maschio. Mi arriva questa femminile, ad esempio, questa ziasa, con un cesto e un panno sopra, non si comprendeva, ha detto due dentro, no? E appoggiano questo cesto in mezzo alla cucina, per terra. Avvisano subito mia moglie, poi Damiano, ma è succedendo, no? È cesto. A un certo punto della serata, quando hanno visto che il bambino ha preso un po' più di confidenza con gli ospiti, zia Letizia, allora la donna più anziana, si divese e dio questa dialetta. No? All'interno del cesto c'erano coccoetti, la metà della dimensione di questa bottiglia, a forma di che cosa? A forma di arnesi a rappresentare i mestieri principali della società. Ugo Coelho a forma di marra a rappresentare il contadino, Ugo Coelho a forma di serroni a rappresentare il mestiere di su mestellina, Ugo Coelho a forma di pinna a rappresentare il mestiere dell'impiegato, Ugo Coelho a forma di rosario a rappresentare il religioso e tantissimo, una ventina. Secondo la tradizione, il bimbo in tutta libertà, in tutta naturalezza, deve essere lasciato libero di andare a prendere, toccare il pane da cui viene attirato di più, no? Che sceglie naturalmente. Figlio mio si punta e sgrava da San Rosario. Poi da mia dieta do zero, no, poi si a spiegare, no, vedi, no, c'era di qualche cosa. Allora, spaventato da questa cosa, si allontana, ma no, non devo più toccare nulla. Poi, con calma, è andato di nascosto e ha preso le forbici a rappresentare il sarto. Sono mai Stefano, è studiante di altre cose, quindi non riuscivo... No, è studiante bravo, ingegneria. Non è né mai Stefano né Prede, quindi non lo so fino a che punto. Però, un esempio di come i pani cerimoniali venivano utilizzati per scandire ogni momento della vita e della nata agraria. Pani cerimoniali per i morti, pani cerimoniali per i matrimoni, pani cerimoniali per la Santa Pasqua, pane cerimoniale per ogni occasione. È questo che stiamo perdendo, l'abilità e l'attenzione verso tutto questo mondo dei pani cerimoniali.
cocoi e cocoi desovintauso fatti però con un solo sfarinato del grano duro, la semola. Perché? Perché la semola e non suscetti? Perché? Perché la donna aveva scoperto centinaia di anni fa che la lavorazione della semola con poca acqua, infatti un impasto duro, e molto lavoro, è l'unico sfarinato di grano duro capace di conferire al pane una colorazione bianca. Suscetti, besnieduzzo. Tutti gli altri prodotti del grano duro danno una colorazione cinerina, più scura. La semola invece, un impasto di pasta dura, è l'unico che dà la colorazione bianca. Sugokoi bianco. E il pane bianco, il colore bianco, per le nostre nonne, era la netta distinzione tra la festa e il giorno lavorativo, tra il ricco e il povero. Era sinonimo di distinzione sociale e festività, il colore bianco. Nella fase iniziale del libro è citato anche un'altra riflessione. Vai in giro per la Sardegna e scopri pani diversi, tecniche diverse, forni di cottura del pane con dimensioni diverse, e fai una riflessione su alcuni principali pani. Il pane del contadino, modizzoso civragio, pane delle zone centro-meridionali delle pianure e pani biscottati, pani a lunga conservazione. E scopri che la donna ha ideato questi pani proprio per venire incontro a cosa? Al lavoro della famiglia, degli uomini di casa. Nelle nostre culture, nei nostri paesi, nelle nostre abitudini, nelle nostre pianure, si rientrava, anche chi aveva il bestiame, ogni 5 giorni, oppure ogni giorno, oppure una volta alla settimana. La famiglia aveva necessità di un pane della durata settimanale. Ed ecco il panico mollica. In altri territori della Sardegna, chi accudiva il bestiame rientrava a casa o 15 giorni, o un mese, o addirittura 2 mesi, 3 mesi. Avevano necessità di un pane di una durata più lunga e hanno ideato i pani a doppia cottura, i pani biscottati. Poi ci sono i pani, quelli che chiamo delle terre di mezzo, che sono le spianate, fine, grosse, che non hanno mollica, hanno e non hanno crosta. Quindi per dire che giri la Sardegna e scopri realtà, consuetudini, pani, alimentazione completamente diverse. Ma è tutto bello. È come il discorso del pane che non muore. Tutte le pietanze realizzate con sovai e tostao, per esempio. Parlando allora, missi e rimissi, generare e digenerare, sono anche un po' onomatopeico, bellino, missi e rimissi. Appena Giuseppe e Guido mi hanno accennato, mi hanno invitato, insomma, mi ha accettato di montarlo perché proprio mi è suonato bene questo missi e rimissi. Se poi consideriamo appunto il generare e il rigenerare, tutto quello che può essere accomunato al generare e al rigenerare, insomma, non potevo non accettare l'invito. Conoscevo già Gerardo Piras con Saludi e Trigu, un po' per interesse personale, qualcosina sul pane, sulla panificazione, insomma, l'avevo letta perlomeno. Da qualche anno appunto dicevo che in casa ci si cimenta con la panificazione. Non è stato molto costante. Ci ha aiutato un pochino, devo dire, nostro malgrado, il lockdown, che 15 kg di farina a settimana a casa arrivavano, considerando che siamo in 2, però il pane alle figlie lo davamo comunque. Quindi è una materia assolutamente affascinante. Allora, il pane come cibo, nutrimento del corpo, ma è anche nutrimento dell'anima, il pane. E parlando di pane, naturalmente,
si parla di tutto quello che è il mondo degli sfarinati, considerando anche i dolci e i grandi lievitati, il panettone, la colomba, che credo che piacciono a tutti. Quindi il pane che rappresenta il cibo per riempire lo stomaco, ma anche un nutrimento per l'anima, perché il pane è cultura, il pane è magia, abbiamo visto. Il pane può essere anche arte. Gerardo accennava a Suai Vintao, ma ci sono, ecco, io quest'anno, l'anno scorso, l'estate scorsa, per la prima volta ho visitato il Museo Etnografico di Nuoro e sono rimasto un'ora, forse anche qualcosa di più, nella sezione pane, perché è veramente è un'arte. Ma la chiesetta di San Sebastiano c'è la mostra del pane Pintau, del pane sponsale di Bonacattu, ricordatevi il cognome, chiedo scusa. Sono veramente delle meraviglie. E non sembri, diciamo così, un po' azzardato dire che il pane può essere arte. C'è due righe proprio del professor Alberto Mario Cilese che titola, non lo leggerò tutto, leggerò soltanto 4 righe, titola questo lavoro per lo studio dell'arte plastica effimera in Sardegna, perché il pane è effimero, il pane è quello che ci mangiamo, finisce. Il pane Pintau dura finché dura, poi la farfallina e i vermetti se lo mangiano, non dura in eterno, non è né terracotta né ceramica né nient'altro, è acqua e farina e poco sale. Se il pane Pintau sale poco o niente. E quindi il professor Cilese dice: ora è proprio per questa familiarità e generale utilizzabilità della materia con cui se ne costruisce l'espressione che la poesia popolare risulta essere quella che è, ripetibile o riproducibile, e ripetuta o riprodotta in identità o varietà di situazioni, adattabile al loro mutare in una esauribile serie di varianti, come diceva Gerardo poco fa rispetto alle varianti territoriali del pane, o può produrre a suo modo, perché ciascuno dispone pienamente dei mezzi che consentono non solo di usare i testi legati alla poesia, ma anche di intervenire su di essi legato alla materia. Ed altrettanto accade, o quasi, anche con i pani modellati, pur essi ripetibili e ripetuti in serie di varianti che ciascuna delle manipolatrici può produrre a suo modo, perché ciascuno dispone delle tecniche e delle competenze occorrenti per fare, disfare e insomma produrre le figure. Questa è arte. Antonio me ne darà conferma, questa è arte. E quindi anche nella lavorazione del pane si possono produrre opere d'arte. Chiudo con, sì, all'inizio del libro riporto una frase, un qualcosa, ma è una mia convinzione personale. Pensate a questa. Gli uomini hanno conosciuto che cosa? Quelle piantine che hanno dato origine ai chicchi, no? Ai chicchi di grano, ai chicchi di cereali, ai chicchi o ai semi duri di qualche leguminosa. Immaginate che da questi chicchi, da questi semi, si è arrivati alla produzione del pane. Il chicco è stato trasformato in sfarinato, impastato con dell'acqua, con o senza sale, a seconda delle culture, ok? Fatto fermentare questo impasto con il lievito e poi per diventare pane è stato cotto. È un qualcosa di affascinante, è un qualcosa di incredibile. È un qualcosa che ha inventato l'uomo o è un bene così tanto prezioso che ci è stato donato? Non lo so, perché più ci studio sopra, più mi rimangono e più mi vengono questi dubbi. Perché è un alimento troppo perfetto. E poi non a caso, per ogni cosa viene utilizzato il pane. Non lo so,
lasciatemi chiudere con questa riflessione, grazie. Ho aperto dicendo che per definire una persona in maniera buono che vai, ma io posso trasformare questa affermazione in qualcosa di simile. Anziché buono che vai, possiamo dire anche bello che vai, perché il pane, oltre che buono, può essere ed è bello. Ringraziamo Gerardo per la sua due cose, proprio due. Allora, innanzitutto non voglio andare alle spalle, ringrazio sia Marino che Gerardo per questa presentazione molto bella. Voglio dire, riguardo al pane, noi abbiamo la mostra nel complesso di San Sebastiano di un artista che conosce Gerardo molto bene, ma conosce anche Antonio, che è Bonacato De Ligia, che ha fatto questi bei pani, penso che alcuni siano già andati a vederli, e vi invito fino a domenica, la mostra rimane aperta, quindi chiunque può andare a vedere questa bellissima mostra. Un'altra cosa, vi è stato dato un modulo, questo modulo nella democrazia della commissione del festival vuole far decidere il tema ai visitatori, agli utenti del festival. Quindi ci sono 3 opzioni e una di queste 3 opzioni può essere scelta per il tema del festival dell'anno prossimo. Dico invece il programma di domani. Il programma di domani ha come tematica esseri umani. Il primo sarà sul fabbisogno alimentare in Sardegna e come relatori ci sarà il ruralista dell'Università di Cagliari, Fabio Parascandolo, insieme a Maurizio Fadda, che è un agronomo, probabilmente anche quello lo conosce molto bene, che è uno che raccoglie i semi del grano autoctoni alla Banca del Seme, uno che diciamo è un agronomo militante, si può dire. Il secondo invece relatore, che verrà, la prima conferenza verrà coordinata da Ettore Crogu. La seconda conferenza presentazione curata da Lesionis avrà come invece scrittore e relatore Gianni Dotti. Gianni Dotti è uno dei massimi esperti in cooperazione alimentare per il terzo mondo, un docente universitario anche in alcune università angloamericane, e sarà il secondo appuntamento alle 18:30, alle 18:15. Alle 19:30 abbiamo l'opportunità di avere un giovane senegalese che ha fatto tutto il viaggio dal Senegal alla Libia e dalla Libia all'Italia per fare poi il mediatore culturale, che si chiama Ibrahim Allo, che fa parte dell'Associazione Mediterranea, che ha scritto un libro Pane e Acqua, in cui lui descrive qual era il bisogno dell'acqua e qual era il bisogno del pane, come bisogno, e sarà l'ultimo appuntamento di domani alle 19:30. Grazie a tutti.